mi faceva certi e invece per eccesso di abilità possono andare anche sperati. Progetti grandiosi, investimenti, patrimonio, non come fate pensare. Già necessità per fortuna. Certo, ma questo è quello che la gente deve. Beh, io vedrò nel limite del possibile di poter dare una. Ma qui si. Allora, mentre il marito è conte, diceva Io si potrebbe, forse si potrebbe vendere qualcosa di quello. adesso dobbiamo andare e qui, come dice Giovanni, non si batte chiodo e poi non c'è le nuove presenze, qui non poco da scave. Arrivederci, arrivederci. Signore, buona settimana. Vieni con un chiodo e col martello, così lo capiamo. Ma cosa mi state prendendo per i fondelli? No, no, ci stiamo divertendo un po', tra paesani. Giovanni, per piacere, un quintantino signorino e uno anche a me. Subito, rapido, fresco e già pagato. Ma guarda sempre i modi. E io continuo a venire, ma è sempre peggio. Ma bisogna ridere, scherzare tra paesani, poi magari anche parlare un po' più seriamente. Vabbè, immagino un discorso serio. Con quelle due di prima non si ride di certo. Chiedevano semplicemente un'offerta per il restauro delle pitture della chiesa. Una cosa a cui tutti noi potremmo contribuire. Se dovessimo stare dietro a tutte le idee dei bigotti, si starebbe freschi. Io sono del parere comunque che per amore o per forza qualcosa per la comunità bisogna fare. E anche senza volerlo a volte. Io sono dell'idea che lo farò quando mi sembrerà opportuno e questo non mi sembra il caso.
capito. Però questo potrebbe giovare la sua Ma, figura signor Luigi, della- certo, sì, ha ragione, però anche altre cose mi vengono in mente. Non dico per giustificarmi, sa, ma come dire, mi vengono spontanee. Lei, per esempio, sa che io a Vicenza, città di Oafi, dove tra l'altro diversi amici Oafi, eccetera, eccetera, io a Vicenza ho una vecchia zia vedova. Ah, la zia Serafina. Ecco, appunto, questa zia è dovuta andare in casa di accoglienza o casa di ricovero, come si diceva una volta. Per mancanza di soldini. Appunto, giocava, festiccione con le amiche e si è dovuto persino prendere la casa. Mi pare di ricordare. E poi, forse, signor Luigi, ricorderà che io a Padova ho due cugini, i quali, per impiantare un allevamento di galline padovane autentiche, fatti bene, si sono, ahimè, accorti troppo tardi di aver fatto il passo Più lungo della gamba. e si sono soffocati nei debiti. Quelli erano Pietro e Paolo. Proprio loro, gli apostoli. E poi, continuando ad elencare, mia sorella, Non vorrei che dovesse raccontare a noi. ma no, ma si figuri che t'ha fatto. Dicevo, mia sorella Marisa, che si è sposata per amore, per grande amore, ma con uno spiantato. Grande lavoratore, ma senza soldi. Grandi progetti, ma grandi cose poi non riesce a fare. Fumo, solo fumo. E così lei intanto fa le pulizie e lui, come dire, ne pulisce il portafoglio. Però si dà da fare, cerca lavoro. Sa fare diversi lavori, manuali, ma lavori. Pensi, io persino ho proposto di mettersi con me nell'impresa di famiglia, ma lui mi ha scartato e mi ha definito uno strozzino, proprio io, che sono un creativo. Va, non so cosa dire. Non voglio giudicare, potrei sbagliarmi. Mi sa che di disgrazie se ne potrebbero vendere, altro che frizzantini. E poi ho anche molti altri parenti che hanno dei problemi, debiti, cose difficili da risolvere, neanche a pensarci bene. Ma non è mica che lei si deve mantenere questi parenti. Mantenere? Ma niente affatto. È proprio qui che sta il punto. E da questo nasce la mia riflessione. Anche una riflessione. Sì, perché vede, se questi miei parenti, che sono sangue del mio sangue e che hanno tanto bisogno, se loro non do niente, non vedo perché dovrei elargire qualcosa per soddisfare i capricci di un monsignore con un piede nella fossa. Ah, Però io credo che questo potrebbe giovare il suo prestigio. Soprattutto potrebbe giovare i suoi tratti. Affari, quello, affari. Io invece credo che questo servirebbe solamente a dare prestigio a quelle due vecchie cornacchie di cui si parlava prima. Comunque anche le cornacchie sono creature di Dio. Oh beh, sì, quelle giovani, sì. Ma senta, perché non ci beviamo questo frizzantino? E per cambiare discorso, perché non mi racconta qualcosa della sua vita da pensionato? Una pacchia? O no? Ma la vita del vecchiotto è scialba. Posso fare i lavori a casa, posso venire al bar e posso andare a pescare. A pescare polli. Pescare polli. Questo non l'ho mai sentita. È un'avventura di pochi giorni fa. Eravamo gli amici Alfonso e Oreste e io un po' più distante. pescavate trote? Ci sono belle trote? No, non troppe, solo acqua. Pescatori di acqua. Ad un certo punto Oreste, con un bellissimo verde castagnato, fa un lancio, ma troppo lungo, fino oltre il canale, proprio dove stavano restaurando i polli. Il pollo? Perché questo? Cosa fa? Se lo mangia, no? Normale, come si deve. Oreste recupera velocemente, ma
pollo mangiato il verde, ma anche l'amo. Preso l'amo e il pollo. Pescato. Guaio! Era parola che giocava. Maledizioni, impropri, minacce di denuncia. Questo è andato di là. Poi, Quanto al chilo? Prezzo di trotto o di pollo? intanto la padrona aveva già tirato il collo la povera bestia. Così, bastonati e pregati. Ci siamo anche messi a ridere, ma poi ce ne siamo dovuti andare, perché quella continuava a brontolare. Una ciao. D'altra parte, ad una certa età, bisogna anche sapersi aspettare. Avventure esaltanti. Capito il divertimento? Beh, ma sentite, io adesso vi lascio, vado a fare un giro a vedere cosa succede. Arrivederci! Caterina, ma sei già arrivata? Caro zio! Fatti vedere. Abbiamo viaggiato tanto, ma ne valeva la pena. Quanto tempo! Ma tu sei sempre uguale! Non invecchi mai! Bello! Arzillo! Pimpante! Ma come fai? E non esageriamo, come sei? Non esageriamo! Che le mie primavere si vedono e si sentono anche sotto. Scusami per l'improvvisata, ma sai, parlando tuo papà mi è sbocciata l'idea. Poi ho pensato, perché non far vacanza da zio Luigi, che abita in un bel posto? Oh, qui è meraviglioso. Aria buona, bel paesaggio, tranquillità. Cosa si vuole di meglio? Meraviglioso! Ma qui veramente di nuovo non c'è niente. Vita di paese, emozioni zero, vita piatta. Ma adesso che ci siamo noi, faremo qualcosa. Ci racconteremo magari i soli fatti nostri. Che ne dici? Ci faremo compagnia. Oh zio, sono tanto contenta di essere qua. Allora, vai con me. Sì, scusatemi tanto tutti e due. Questo è Domenico, il mio insegnante di arte drammatica. È bravo, sai? È un po' timido, gentile ma riservato. È un po' strano come tutti gli artisti. Molto piacere, signor Luigi, Domenico Ferrari, insegnante d'arte drammatica. Sai, io non avrei voluto disturbare, ma Caterina qui mi ha proprio trascinato. Ma cosa dice, cosa dice? Gli amici della mia bella nipote sono miei nipoti. Sono uguali. Mio zio è un bravo zio. E poi non possiamo fermarci tanto. 4, 5 giorni, forse anche meno. Vedremo. Vedo che siete in gamba e spero che vi divertirete. Però, arte drammatica. Quindi, se capisco bene, voi volete fare gli attori. Certo zio, attori siamo già adesso. Io dovrò ancora perfezionarmi con gli studi. Il teatro è la passione che ci unisce. Ma io direi che tu con questa palantina, però si sa che le donne nascono attrici e ci vivono. Però mi avete fatto venire in certo momento. Cos'è zio? Ci vuoi mettere alla prova? Andiamo Domenico. Mentre lo zio aspetta mezzogiorno, voglio mostrarti un bel posto dove giocavo da bambina. Torniamo subito e tu non scappare, che tanto ti prendiamo. Ti voglio bene. Andiamo. Forse mi metto la prova. Sì, forse mi metto la prova. Non potevo avvisarmi, così mi dava una pettinata. Mi poteva presentare, no? Buono, buono, Giovanni, che sto pensando, sto progettando in grande. Forse
forse potrei provare a fare il regista. E io con Chiodo e Martello le farò le scene? Bravo, anzi tu le scene ce l'hai già. Ma tu pensi di potermi dare una mano? Io le darò una mano, certo, ma vorrei, come si dice, le direttive. Calma, adesso pensiamo. Elena, Siamo stati solo fino al boschetto, profumi che non sentivo da tempo, ma adesso abbiamo fame. infatti pensavo che ci avesse messo un po' poco. Però ci vuole. Bene, si va a casa mia a mangiare e poi a lavorare. Ma zio, noi veramente volevamo portarti a pranzo fuori. Anche Domenico diceva, Sì. vero Domenico? Sì, giocherebbe a messa, vedrò di non darle troppo disturbo. Questo l'hai già detto. Si va a casa mia, mangiare e lavorare. Anzi, siete più voi a mangiare e lavorare. Così mi dimostrerete quello che sapete fare. Ma zio, noi veramente... Oggi comanderà il vecchio. Venite, venite che Io questo è il volevo. lavoro divertente. E non vedete bene. Giovanni, Sì? ma tu pensi che potrei pescare anch'io un pollo? Ma penso di sì. Che cosa? Giovanni, Sì? torno su. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che una donna di un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà, tra un bicchiere di coca e un caffè tiravi fuori coi perché e proponevi coi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si prepara molto prudente, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Apre il bar, con buone speranze, la vita continua, si pulisce il tavolino, è pulito. E la rima non mi viene. Eccomi qua, ho telefonato alle signore testa nana che dovrebbero essere già qua. Sai, abbiamo degli affari. Affari certo, ma non si doveva fare la recita con i suoi attori? Appunto, gli affari con la recita. Ah, ecco qua il nostro signore. No, così non può andare, non può andare. Mi sembra di andare a cercare la carità. Questa non è in casa, l'altro è un impegno improvviso, quest'altra non è interessata. L'altra una visita importante. Oh sì, santa pazienza. Proprio pazienza ci vuole, Ernesta. Ma tu non devi fare la questua, fai un po' la sostenuta. Facile a dirsi, ma io mi sto scoraggiando. Intanto si potrebbe tornare a
discorso che si faceva stamattina. Io avrei idea. È vero, un'idea. Senta, signor Luigi, noi avremmo pensato che ci potremmo privare di qualche gioiellino per realizzare anche una piccola cifra. Che ne so, un braccialetto, un anellino. Appunto, questa era anche la mia idea. Sì, ma c'è un problema? Sarebbe? Sarebbe, a chi lo vendiamo? Pare che qui abbiamo perso tutti il portafoglio. Non è che per caso ci dobbiamo ricominciare a qualche ricettatore? Ma non buttiamola così sul tragico. Non ne potrei occupare io, perché voi vi fidiate, Io non sono del ramo. Ma certo che ci fidiamo. E di quelli che dovrebbero sfuggire che non ci fidiamo. Gretti sono gretti. Vedete? Vi chiederò io però. Alla gente, alle persone, bisogna far nascere lo stimolo di un guadagno, altrimenti non sono interessati all'acquisto. Ed è per questo che non fanno l'acquisto. Mi pare che il discorso fili. Anche Luigi sa fare i conti. Per prima cosa mi serviranno, se per voi non è di troppo disturbo, 2 abiti, uno da donna e uno da uomo. Diciamo 2 abiti eleganti. Ma non si era parlato dei gioielli? Appunto, un braccialetto vestito questa. Ma senta, signor Luigi, siamo sicuri che lei si senta bene? Giovanni, che cosa ha servito al signore? Niente, proprio niente, signora. Anzi, avrei voluto. Ma so che stava pensando, voleva farsi venire una buona idea. A casa di vestiti da uomo e da donna ce ne sono ancora abbastanza. Già, quelli di mio marito e poi i miei, tenuti là per ricordo, vista la mia età. Anche di ricordi si vive. Bene. Potrebbe essere un braccialetto, un anello, una spilla. Lei cosa preferisce? Sono cose un po' vecchie, ma particolari, forse non di grande valore, ma... Il valore è relativo. Direi che un braccialetto posso fare a caso nostro. Il valore poi sarà determinato dalle circostanze. Già, dalle circostanze. Comunque, abbiamo detto che ci fidiamo di lei e così sarà. Oramai non ho tempo più per i gioielli, esibizioni di ricchezza. Vedete, i valori vanno mostrati. C'è chi può rimanerne incantato. Vede che anche Luigi sa fare i conti? Ma certo che li sa fare. Comunque, vedremo. Va bene, allora rimaniamo d'accordo così, tutto a posto. Lei sa dove abitiamo e alla prossima. Giovanni? Giovanni mi darà una mano, non è vero? Sì, senz'altro. Capirai. Giovanni, alla prossima allora. Arrivederci. Anzi, Sì, arrivederci. vengo anch'io con voi. Devo stringere. Gli attori sono pronti e scattano, sono qua fuori. Tutto pronto. È chiaro che dove passo io resta l'odore dei miei nemici. Non faccio un passo senza qualche puzzola fra i piedi. E guarda per strada. Ho sentito dire che calpestarne certe cose porta fortuna. Così è detto. Chissà se è vero. C'era un tale prima di lei che mi faceva un discorso strano. Era vestito elegante, ma era senza soldi. Difatti mi ha lasciato persino il conto da pagare. Sai Luigi, le puzzole, la fortuna porta al gioco. Vedi? E per esempio, io col gioco ci ho provato e riprovato e riprovato. Ma niente da fare. E poi ha smesso. Ma ho dovuto smettere, vedi? Ho dovuto. Perché se uno fa i suoi conti, e io che so fare bene li ho fatti, anche se una zecca è una grossa vincita, alla lunga, continuando a giocare, fa finire che se la perde tutta. È naturale.
Sarebbe come dire matematico. Ma matematico appunto, ma cosa ti sto dicendo? Se vuoi ti spiego, ti faccio due conti così ti convinci. No, io non gioco né al lotto né ad altri giochi. Ma vedi, Giovanni, il sistema del gioco è stato inventato perché ci deve essere guadagno. Chi gioca deve perdere e chi il gioco lo gestisce ci deve guadagnare. Quasi una fregatura. Non è proprio così. Perché chi il gioco lo gestisce ci guadagna. È chiaro, no? Ma chi gioca va a finire che si paga anche l'illusione della vincita, anche se poi alla lunga gli restano soltanto dei problemi. Mi sa che tocchiano dei problemi. C'è una signora prima qua. Problemi? Il signore? C'è una signora prima qua. Questione di soldi o di corna, non ho capito. Oh, lui. Mi sembra che debba ritornare qui. Giovanni. Tutte le donne hanno problemi di soldi e di corna. Le corna o ce le hanno o le fanno, e i soldi sono quelli del marito. Ma senti, lascia perdere. In questi affari io e te ti siamo fuori. Fuori? Ma sì, fuori. Per esempio, questa qui deve tornare qui, giusto? Sì. Ecco, io non ho niente da spartire né con lei né con i suoi affari. Anzi, sai cosa? Voglio farmi un giro. Guarda un po'. Guarda un po'. Dopo qua che arriva la signorina Scolaretta. Buongiorno Giovanni, ci si rivede. Signorina Scolaretta, come devo dire? Guai a confonderci. Da adesso in poi io sono la signora Ferrari. Capito? Signora. Avevo capito che c'era qualcosa di tenero col Domenico. Giovanni! Domenico è un attore come me e te, non esiste differenza. Questo è un lavoro non pagato, ma per una buona causa. E io adesso, come da copione, starò con lei, signora, che mi diceva... Ah sì, Ferrari, bella cilindrata. Giovanni, non scherzare, concentrati e appoggia la recita. Fai il barista, tranquillo. Fai da spalla come ti ha detto mio zio. Insomma, fai l'attore, ci siamo capiti. Capito poco, ma per amore suo lo farò. Quando arriva il signorino Romeo, che tu conosci bene, con l'arte del barman... Di cosa? Con l'arte del barista! Mi presenterai con tutta la discrezione di cui sei capace. Io, per lui, sono una signora che abbia immediato bisogno dei suoi servizi. E io come servizio cosa ci sto a fare qui? Nessuno si fa servire. Non fare l'ognori, non scherzare, ma soprattutto non sbagliare. Attento! Mi sembra che adesso arrivi. Signor Romeo, Buongiorno a tutti! Buongiorno signor Romeo, eccolo qua. Con la signora appunto si parlava di lei. Signora, ecco il suo uomo, anzi, l'uomo che fa per lei. Come dire, ecco il signor Romeo. Piacere. Romeo Regni, conte di Roccaferrata. Piacere. Dovrei parlarle, signor Romeo. Romeo Regni, conte. Ma senta, parli pure, mi dica, non sia così imbarazzata, non la mangio mica. Non è questo, è che dovrei parlarle
di un grosso problema. Purtroppo mi è stato sottratto un braccialetto. Rubato? No, non rubato. Sa, diciamo, il mio amico si è preso come per ricordo un braccialetto simile a questo e faceva il paio con questo. 2 identici, capisce? Regalo di mio marito! E suo marito se n'è accorto. Dio, guardi, mi ammazzerebbe! Allora, se capisco bene, bisogna trovare un braccialetto uguale a questo. Beh, la cosa non è difficile, basta che lei me lo lasci un po' di giorni, si trova. Non posso! Uno potrei dirgli che non so più dov'è, ma tutti e 2 no! Adesso lui non c'è per lavoro, ma se ritorna prima del dovuto, una tragedia! Cosa potrei dirgli? Sa, lui ha anche una beretta nell'armadio. Ma se per questo, signore, una beretta ce l'ho anch'io, anche un paio di capelli. Ci tengo un po' con l'eleganza, come vede. Vedo che lei non ha capito. Questa è una beretta a canna lunga, arma di precisione. Il mio marito è anche un buon tiratore, frequenta il poligono e data la sua gelosia, tutto ciò diventa pericoloso, molto pericoloso! Signore, metta giù questa pistola! Senta, non vorrei essere preso da cose più grandi di me. Io non l'ho nemmeno toccata, nemmeno con gli occhi. O forse sì, ma diciamo sono un gentiluomo, non voglio tragiche conseguenze. Non ho dubbi, ma sa, cerco di risolvere questo problema alla svelta e nel più assoluto segreto. Oh, povera me, che mi sono lasciata andare, che mi sono lasciata consolare nella mia solitudine. Oh. Ma, signora, si riprenda un attimo. Come sta? Bene, dicevamo, questo suo amico, gentiluomo, si è preso come per ricordo un braccialetto tale e quale a questo. A questo punto direi che trovarne uno identico sarà un'impresa difficile, anche perché da quanto capisco bisogna fare tutto molto in fretta. Ma mi hanno detto che nel ramo lei sarebbe il migliore in questa zona. Su questo non ci sono dubbi. Guardi, che io non ne faccio una questione di soldi. Lei può spendere quanto sarà necessario. 2.000, 3.000, non ci sarà problemi. Anzi, se le riesce difficile, le posso dare un anticipo. Ma cosa fa? L'amor del cielo, non sia male, lasci qui. Non vorrà mica che abbia dei dubbi su una signora come lei. Ho appena detto che sono un gentiluomo. La ringrazio. Lei mi salva di una situazione difficile, molto difficile. Le difficoltà vanno affrontate con coraggio a testa alta. Solo alla morte non c'è rimedio. Oh, adesso la devo lasciare. Sa, la gente mormora e non vorrei peggiorare la situazione che è già molto ingarbugliata. Non si preoccupi, non rimarrà delusa. Il braccialetto l'ha visto? Il mio indirizzo ce l'ha? Spero di non dimenticare niente. Lei può dimenticare tutto. La cosa passa sotto il mio controllo. Oh, povera me! Che guaio! Che guaio! Non le pare,
Romeo? Donna speciale, eh? Non vorrei averne un uguale. In amore sono serio io, mi va di rigare dritto. E poi dico io, non si scherza quando si ha la fortuna di avere una solida base. Soldi, chissà quanti, 2000, 3000 ha detto. Guarda, c'è da marciare. Cioè da guadagnare. Ma va, com'è che l'hai capito? Sa, le voci girano, ormai mi sto facendo una certa cultura. Per quanto crediate voi ben pensati, col mio lavoro io guadagno il giusto. Si sa, la necessità si paga. A proposito di necessità, c'era un tale qua, prima di lei, che mi faceva un discorso strano. Era vestito elegante, ma era senza soldi. Difatti mi ha lasciato anche il conto da pagare. Vedremo. Siamo nelle mani di Dio, caro ragazzo. Tu ti fidi e poi si vedrà. Non fidarsi, questa è la prima regola. Ma questo elegantone non sa mica. Signor Luigi, 2 volte oggi. 2 volte, 2 volte. Non so come passare il tempo. Potrebbe andare a pescare i polli. Bella idea. Però Oreste, a posto oggi non ci sono problemi familiari. Dovrei trovare altri amici. Ma perché pescare ancora polli? Perché ce ne sono di polli in giro. E lei che intende di quelli senza piume? Senza piume, ma i coperti di carta moneta. E lei li trova? Lui li trova, anzi, gli cadono addosso. Luigi, Giovanni, per piacere, non fare certe insinuazioni. Ho capito. Affari. Vedo che lei da pensionato non ha più i problemi di noi giovani. Per noi giovani è difficile, bisogna darsi da fare. Sulle disponibilità degli altri. Piuttosto sulle necessità degli altri. Come fare dei favori. Allora potrebbe anche, che so, trovare qualcosa per il nostro Monsignore. Ma io dovrei cavarci qualcosa, non rimettersi. E su questo poi pagherà le tasse? Ma anche le tasse dovrei pagare. Faccio semplicemente dei servizi a chi ha bisogno. Tutto qua. Beh, Anch'io osservo tutto quello. Anch'io osservo tutto quello che uno piace, però le tasse le devo pagare. vedi Giovanni, sei un pollo che ha mangiato il verme con tutto l'amo. Ma vedete, io ho dovuto fare così, ho dovuto. Mio padre si è pappato tutto il capitale giocando in borsa. E così, fin da giovane, ho capito che solamente i soldi contano e si devono tenere ben stretti. E magari prenderli agli altri senza faticare. Faticare è una cosa che si impara da bambini e io non lo imparo. E a fare i furbi, come si fa? Oh, beh, questo non lo so. Lo so io. Ma vado a guardarmi il canale, che almeno quello è torbido. Ah, ecco che arriva. Qualche volta ci si può anche fidare. Bentornato, caro cliente, a pagare. Ti pago Giovanni, ecco qua, mamma mia. Che diffidente. Non si può bere gratis per una volta? Può diventare un'abitudine pericolosa. Veramente, sono venuto qua oltre che per te, signor Palma, anche per parlare con il signore qui. Piacere, Domenico. Domenico, scusi? Domenico e basta. Ah, bene, Domenico. Si segga, mi dica, a cosa debbo l'onore? Gli hanno riferito certi amici che lei in questa zona sarebbe una potenza in patto di aiuti per amici in difficoltà. Difficoltà? Ma lei non ha l'aspetto, sembra più che altro un gaudente. Poi le dirò della mia difficoltà. Ma lo sa che io in posti come questi, così belli e vergini di natura ed altro, io ci sguazzo, sì, ci sguazzo. Beato lei, io no, io ci vivo.
Vivere, questo è il segreto, senza pensare al domani, che il domani può essere triste. Ma scusi, vedi triste, ci trova qualcosa? Qualcosa, sì, anzi, molto. Ho visto qualcuno, diciamo qualcuna abbastanza triste. Io mi sono dato da fare per rimediare il problema e qualcosa sono riuscito a risolvere. Come dire, qualcosa realizzato? Diciamo realizzato. Lei deve ritenersi ospite del paese, quindi non ha realizzato un corno! Un corno appunto, di questo si parlava. Abbiamo realizzato solo questo gentile omaggio per favori particolari. Non è mica stata un'estorsione o lui pensa che sia così? Quello che penso io credo a lei non interessi, piuttosto visto che io sarei l'esperto, diciamo che interessa realizzare. Certo, vedremo sarà da realizzare, vedremo un po', non mi importa. Ma una piccolezza però direi. Le piace però, dica la verità. Sì, ma non ne ricaverà poi molto. Sembra quasi uguale a quello che aveva la signora prima. Giovanni, per piacere! Ma guardate con i suoi paesani, non si fa così. Ma lui non sa niente di queste cose. Forse lo vuole lui per fare un regalo. Anzi, le farò un prezzo buono. Ma senta, se fa un buon prezzo, venga qui, che gli affari sono affari, magari fa un piccolo sforzo, vediamo di trovare un accordo. Vediamo un po' di valutare. Già valutato, per me va bene 1000, sicuro 1000, per lei no? 1000? Quasi un mezzo furto! Prendere o lasciare, io non ho molto tempo da perdere, questo è il mio prezzo. E può essere io lo strozzino, eh? Hai sentito Giovanni? E va bene, facciamo 1000 e non se ne parli più, ha vinto lei. Ecco qua. Tanto io per 1000 non lo prendevo. E quando li hai mai visti? Lei sottovaluta i guadagni dei baristi, piangono, ma poi va bene. Adesso scappo che ho altro da fare. Scappa, che se lo prende la signora di prima. Comunque, io il mio affare lo faccio. Ha detto 2000, 3000, non c'è problema. E mi raccomando, acqua in bocca. Tranquillo. Così frequentato, hai messo i saldi, offri da bere, ti è arrivata una partita di rosolio? Clienti affezionati come voi, o no? Oh sì, noi qui ci piace molto. È un'oasi di pace questo bar. È barista disoccupato, ma molto gentile, vero Anna? Molto gentile. Speriamo che abbia fatto bene la sua parte. Vero Giovanni? Secondo gli ordini? Speriamo bene, speriamo. I miei complimenti al barista che non sapevo così bravo autore e grazie. Signor Giovanni, buongiorno. Senta, mi scusi, ma Giovanni, scusi tanto, ma lei dà troppa confidenza al signor Luigi, mi fa perdere l'estate, confondo addirittura i nomi. Ma mamma mia, ma dà troppa confidenza. Ma cosa ha combinato? Voi avete combinato. Intanto che voi eravate in giro a fare niente, noi qui abbiamo venduto il vostro braccialetto, in più ho fatto anche la figura del disoccupato. C'ha ragione Luigi. Ah, questa non la capisco proprio. Intanto che voi siete stati un po' in giro, noi abbiamo venduto il braccialetto. Benissimo, ma per? Per 1.000 euro. Ma non ne valeva più di 300.
È andata così. Si è presentato un signore che era interessato a fare. Sapete, sono cose figli che piacciono. E abbiamo combinato e tutti contenti. Ma così finisce che avete ricavato più del dovuto. E per la Chiesa non so se va bene. Ma Anzi, va bene. Faremo così. La differenza tra il valore e il ricavato sarà l'offerta mia e di Giovanni. Sapete? Ma scusi, sa, ma mi dirà curiosa, ma questo signore chi è? Sa, noi donne. No, il signore non vuole far sapere di aver acquistato il signore. Vuole fare un regalo. Anche a Giovanni ha raccomandato. A me ha detto acqua in bocca. Allora, a questo punto? Allora. ringraziare. No, momento, cara, hai dimenticato una cosa importante. La loro furbizia vale più dei nostri gioielli. E mi pare che questo non vada bene. Comunque andremo dal nostro caro Monsignore a ringraziarmi a nome vostro. E adesso andremo proprio là a fare la nostra bella figura. Veramente non ci speravamo. Assolutamente no. Arrivederci. Arrivederci. E grazie tanto. Visto? È bastato poco a consolare il Signore. Però forse un po' dispiace per Romeo. Ci rimarrà male. A me no, così imparerà a sentirsi sempre il più furbo della compagnia. Mai fidarsi, mi ha detto. Questa è la tua regola. Beh, vorrà dire che ha pagato un po' di tasse e anche l'8 per 1000 la chiesa. Giusto. E rimanendo in tema, parole sante. Signor Romeo, qualcosa non va? Qualcosa, tutto non va. Avevo un buon affare per le mani, ma mi sa che sono stato fregato di molto. Senza rimedio. Ma senza rimedio, sì, senza rimedio. Avevo un appuntamento qua, all'albergo dei Fiori, con una certa signora Ferrari. Vado lì e questa non c'è, ma non c'è mai stata. E il portiere quasi mi ride in faccia. Ma che figura, che figura! Ha saltato la pari. Sì, dovevo vendere un braccialetto che ho comprato poco fa, proprio qui. Ed ero Giovanni. E adesso cosa me ne faccio? Cosa me lo faccio? A chi lo vendo? Lo venderà qualcun altro. Mi sa che quei due erano d'accordo? Due piccionzini con un braccialetto solo. No, basta, mi sono stufato. Non si approfitta in questo modo della buona fede di un galantuomo che cerca solamente di cavarti dai guai. Chiudiamo il sipario su questa vicenda. Me ne vado. Un'ultima cosa vorrei dire anch'io. Sono stato provocato dalla necessità e dal fatto di avere a disposizione dei grandi autori. Non era mia intenzione insegnarvi a imbrogliare. Se l'avete imparato, ho provato, anzi, ho giocato a fare il regista, ma giuro, non l'ho fatto apposta.
ringraziamo tutti di essere qui presenti. Speriamo che con questo nostro piccolo spettacolo vi siete divertiti. Noi abbiamo messo tutto il nostro per fare, diciamo, il massimo. Ringraziamo molto l'autore, Rodrigo, ringraziamo i tecnici che ci hanno aiutato, Denis e Adriano. Un ringraziamento alla regista che ci sopporta, per la supervisione. Senza di lui il teatro ringraziamo di tutti quelli che sono stati, diciamo, presenti in questo periodo, sia per preparare sia negli ultimi giorni proprio per allestire lo spettacolo. Ringraziamo il comune, non vedo ringraziamo Bruno Lasca, diciamo, che è fino qua. Speriamo che avete passato una bella serata. Noi non facciamo altro che mettere il nostro ogni volta su questo palco. Se volete rivederci, prossimo sabato siamo a Campolongo alle 20:30. Un grazie e alla prossima.